Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Ci sono 6 donne medico indagate per la morte della piccola Gloria avvenuta dopo la nascita al Garibaldi Nesima di Catania. Ieri l'autopsia sul corpicino della neonata. Il legale della famiglia, aspettiamo i risultati. Rapina in pieno giorno a Catania ai danni di un gioielliere ferito da un colpo di pistola in via Leopardi e caccia ai 2 malviventi fuggiti con il bottino. Ad Aci Sant'Antonio assalto a un portavalori davanti alla posta. 5 persone arrestate appartenenti alla banda dell'escavatore che aveva messo a segno numerosi colpi a Siracusa. Trovato anche il covo dove venivano organizzati i piani criminali. Ancora allarme e sicurezza a Palermo, vetrine dei negozi spaccate, furti in piena notte, auto danneggiate, croceristi rapinati nelle vie del centro. Crisi idrica, tensione a Troina dove questa mattina cittadini e sindaci di 5 comuni dell'Ennese hanno occupato il potabilizzatore. A Caltanissetta perdite d'acqua per le condotte fatiscenti. Giovani chef europei in competizione a Catania. Ieri al Monastero dei Benedettini l'8ª edizione del concorso che promuove tradizione e innovazione gastronomica. Calcio è il giorno di Catania Cavese. Toscano recupera 4 giocatori e prova a dare concretezza al cammino della squadra. Al Barbera domani arriva lo Spezia. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, ci occupiamo ancora della morte della piccola Gloria, la neonata che è deceduta dopo poche ore dalla nascita alla Garibaldi Nesima di Catania. Ieri l'autopsia sul corpicino della piccola, il legale della famiglia dice adesso aspettiamo i risultati, intanto sarà dimessa probabilmente domani mattina la mamma appunto della piccola che è stata operata d'urgenza pochi giorni dopo essere stata dimessa. Sentiamo Orazio Longo. Sarà una cerimonia strettamente privata, l'ultimo saluto alla piccola Gloria, la neonata morta 2 settimane fa all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, poche ore dopo il parto. La sepoltura è prevista per i prossimi giorni dopo lo slittamento dovuto tra l'altro al ricovero urgente disposto dal ginecologo di fiducia della madre della bambina, operata all'ospedale San Marco pochi giorni dopo essere stata dimessa dal Garibaldi per complicanze post-parto altamente rischiose per la salute e per la sua stessa vita. La donna, ora fuori pericolo, potrebbe essere dimessa nelle prossime ore, ma per la legale della famiglia quello che è successo alla paziente sarebbe un'ennesima dimostrazione che qualcosa in quel fatidico 14 novembre non avrebbe funzionato a dovere e si aspetta che possa essere aperta un'indagine anche su questo. Un fascicolo è stato invece già aperto ed è quello che vuole cercare di dare risposte alla morte della piccola Gloria. Come e perché? 6 tra medici e sanitari sono indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Documentalmente non ci possiamo sbilanciare, ha detto l'avvocato Amato a conclusione dell'autopsia sul corpicino della piccola. Aspettiamo i risultati dell'anatomopatologo che sarà nominato entro il 6 dicembre. Parole che non nascondono però timori più gravi, legati all'ipotesi da verificare di una serie di errori che potrebbe essere alla base della morte della bambina. E adesso ci occupiamo di una rapina avvenuta questa mattina a Catania ai danni di un gioielliere che è stato ferito con un colpo di pistola in via Leopardi e caccia ai 2 malviventi che sono fuggiti con il bottino. I dettagli nel servizio. In pieno centro, sotto Natale, con le luminarie già montate per le feste, in pieno giorno, un rapinatore solitario forse, o forse un rapinatore con un complice o con qualcuno che lo aspetta più lontano. È tutto da ricostruire, ci sono indagini attualmente in corso, stretto riservo comprensibilmente delle forze dell'ordine. Quello che è successo è metà mattinata a Catania, in via Giacomo Leopardi, zona buona della città, zona in, zona di negozi e di tante attività commerciali, e invece la festa dovrà ancora aspettare. C'è un uomo con uno zainetto che cammina lungo il marciapiede. In quello zainetto ci sarebbero valori, forse gioielli, forse si sta dirigendo verso una gioielleria poco più in là, quando un altro uomo, o forse 2, lo fermano, lo intercettano, in qualche modo lo agganciano. Hanno poco di amichevole, sono rapinatori. Sanno che quell'uomo porta valori, gli intimano di consegnare lo zainetto, l'uomo si rifiuta, reagisce. Si sentono degli spari, diversi colpi, 1, forse 2, colpiscono l'uomo a una gamba sotto il ginocchio, cade a terra. Il rapinatore, e chissà forse pure il complice, fuggono a piedi, lasciando sul marciapiede i bossoli sparati e forse una bandana. Nel frattempo arriva l'ambulanza, arrivano le volanti e la squadra mobile. L'uomo ferito viene trasportato in ospedale al Cannizzaro. Gli inquirenti indagano e sentono tutti quelli che avrebbero potuto vedere qualcosa, compreso il malcapitato.
Continuiamo con la cronaca. Ad Aci Sant'Antonio, sempre nella Catanese, un incensurato ha tentato invece di rapinare sempre questa mattina un portavalori fermo davanti all'ufficio postale, ma il colpo non è riuscito perché proprio in quel momento stavano passando i carabinieri che lo hanno arrestato. Simona Mazzone. Rapinatore sfortunato il 27enne incensurato di origine rumena, da anni residente ad Aci Sant'Antonio, che questa mattina intorno alle 8 armato di pistola a salve modificata, procurata clandestinamente, era intenzionato a portare via gli oltre 2 milioni di euro in contanti a un portavalori davanti a questo ufficio postale di via Einaudi ad Aci Sant'Antonio. Mentre tentava il colpo puntando l'arma sul viso dell'agente, che nel frattempo era intento ad occuparsi dello scarico del denaro, è passata proprio una pattuglia dei carabinieri in servizio che lo ha subito bloccato e arrestato. Ha puntato una pistola con colpo in canna, un calibro 7,65 direttamente in faccia all'agente, e per fortuna i carabinieri che stavano svolgendo un servizio specifico proprio per prevenire questo tipo di reati in questo periodo sono riusciti a bloccarlo e nessuno è rimasto ferito e nessuno ha esploso alcun colpo d'arma da fuoco. Nel contempo è scattato anche l'allarme del portavalori, ma già i carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio erano sul posto. Adesso si indaga per scoprire se il 27enne fosse solo o ci fossero complici nelle vicinanze. Su questo stiamo indagando. Lui al momento era solo e a piedi, è arrivato a non appena è sceso l'agente dal portavalori e puntandogli la pistola in faccia. Colpo non riuscito la scorsa notte per una banda pronta per una spaccata a Motta Sant'Anastasia, sempre nel Catanese. I carabinieri di Paternò si sono accorti che su un furgone era stato caricato un escavatore. Dopo un inseguimento hanno bloccato il mezzo, ma i rapinatori sono riusciti a scappare. Dopo numerosi colpi portati a segno negli ultimi mesi, la banda dell'escavatore invece di Siracusa è stata stanata dalla polizia. Ha trovato anche il covo dove venivano organizzati i piani criminali. Vediamo. La tecnica era sempre la stessa. La banda dell'escavatore con ruspe e autocarri rubati distruggeva gli ingressi delle attività del siracusano per creare un varco, poi il rapido accesso ai locali e il furto delle casseforti. Ma l'attività, divenuta fiorente in questi ultimi mesi con numerosi colpi eseguiti tra Lentini e Francofonte, ai danni di attività commerciali, gioiellerie, istituti di credito e uffici postali, è stata fermata, dopo una fitta serie di indagini, dagli agenti del commissariato di Lentini e della squadra mobile, coordinati dalla procura di Siracusa, che hanno individuato i 5 componenti della banda arrestandoli nell'ambito dell'operazione New Holland. Li vedete qui con l'escavatore mentre distruggono l'ingresso di un'attività, ripresi dalle telecamere interne. Invece qui la base operativa dove avveniva l'organizzazione del colpo e nascosti i mezzi impiegati per le spaccate nelle campagne di Contrada Cannellazza a Carlentini. Una posizione strategica per i collegamenti con il territorio e per sfuggire alle forze dell'ordine tramite strade interne. Grazie all'elicottero del reparto volo di Palermo e una serie di appostamenti, la polizia ha infatti individuato escavatori e camion rubati alle aziende locali e parte del bottino dopo i furti ad alcuni istituti bancari di Vizzini. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione studiava il piano con sopralluoghi preliminari. Tra i membri della banda anche abili conducenti di escavatori, capaci di effettuare il colpo in pochi minuti. Per far esplodere i bancomat veniva utilizzata la tecnica della marmotta, un ordigno che una volta innescato faceva esplodere la cassa, permettendo ai ladri di impossessarsi del denaro. Oltre ai 5 arresti sono scattate misure per 2 persone già detenute e 3 denunce per aver partecipato ad alcuni colpi della banda. Al momento risultano 5 i colpi messi a segno con un bottino da centinaia di migliaia di euro. A Palermo, vetrine dei negozi spaccate, furti in piena notte, auto danneggiate e croceristi rapinati. Marco Gulla. Vetrine dei negozi spaccate, furti, rapine, finestrini rotti delle auto posteggiate e Palermo, soprattutto il centro storico nel cuore della notte. Queste immagini sono relative all'ultimo furto al Gran Café Torino di via Roma, vetrina spaccata e registratore di cassa rubato. Il quinto furto negli ultimi 7 mesi. Tra i residenti che hanno denunciato i danneggiamenti notturni alle forze dell'ordine si insinua anche il timore che i vandali siano alla ricerca disperata di denaro per l'acquisto di crack. Non solo di
notte. Guardate queste immagini, quest'uomo in pieno giorno sta urinando seminudo, un residente lo riprende mentre l'uomo fa i suoi bisogni, poi se ne va indisturbato. Via Macheda, meta di turisti, diventa il Far West. Una donna prova a spaccare lo specchietto di un'auto e non contenta rifila anche una serie di calci alla vettura parcheggiata, ubriaco forse sotto effetto di droghe, ma anche nella parte residenziale della città avvengono i furti, soprattutto all'interno delle auto, tra via Brigata Verona, via Emilia, via Liguria, via Le Campania, via Empedocle Restivo, via Lazio e via Tevere. Almeno 16 vetture sono state prese di mira e bersagliate negli ultimi giorni, e poi furti anche ai croceristi sbarcati in città, con 3 palermitani arrestati per avere borseggiato e derubato turisti scesi dalle navi. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo della crisi idrica. Attenzione questa mattina a Troina, dove cittadini e sindaci di 5 comuni, Ceramini, Cosia, Troina, Gagliano e Castelferrato e Sperlinga, hanno occupato il potabilizzatore. La guerra dell'acqua sembra appena iniziata. Gerry Italia. Alta tensione al potabilizzatore di Troina occupato dai cittadini di Ceramini, Cosia, Troina, Gagliano, Castelferrato e Sperlinga, che protestano contro la gestione dell'acqua della diga Ancipa. Poco più che uno stagno ormai, ma che da oggi dovrebbe tornare a rifornire almeno temporaneamente anche Caltanissetta e San Cataldo, aggravando una già critica emergenza idrica. La protesta al potabilizzatore segue quella dei sindaci della provincia di Enna, che nei giorni scorsi si erano incatenati negli uffici della Protezione Civile regionale. Durante l'incontro il dirigente Salvo Cogina era stato accusato di sottovalutare il problema. Adesso il deputato Fabio Venezia, ex sindaco di Troina, chiede a Schifani il suo licenziamento. Se pensano che abbiamo paura, se pensano che ci fermeremo perché loro comandano e noi siamo una popolazione inerme che dobbiamo solo subire, hanno sbagliato. Io chiedo da parlamentare regionale al presidente Schifani di rimuovere immediatamente questo personaggio napoleonico. La situazione rimane complessa e i nuovi pozzi per Caltanissetta avrebbero dovuto alleviare la pressione sulla diga Ancipa, ma le condotte fatiscenti hanno causato ingenti perdite d'acqua, un danno che Siciliacque sta provando a riparare. Attuando comunque il distacco, la portata d'acqua si sarebbe sensibilmente ridotta fino a 20 litri al secondo, troppo poco per Caltanissetta e San Cataldo, che in questo modo andrebbero a una turnazione di circa 12 giorni. Per questo la cabina di regia regionale ha deciso di mantenere il collegamento con l'Ancipa per altri 3 giorni. Tuttavia questa decisione mette in grave difficoltà i comuni dipendenti esclusivamente dalla diga. Troina, Nicosia e gli altri centri rischiano di esaurire le scorte d'acqua entro pochi giorni, con poche alternative di approvvigionamento. Noi non ci fermeremo perché sappiamo che siamo dalla parte giusta, sappiamo che siamo dalla parte dei cittadini, sappiamo che siamo dalla parte dei diritti. La crisi purtroppo sembra destinata a peggiorare, soprattutto per i comuni montani più difficili da servire con le autobotti. La guerra dell'acqua in Sicilia è appena iniziata. E si allarga l'inchiesta sui fondi regionali destinati alle associazioni culturali. Il comune di Castel di Lucio nega irregolarità. Manlio Viola. Tutti gli affidamenti delle attività di promozione turistica sono stati fatti dal Comune prendendo in esame diverse offerte da parte di numerose associazioni e nell'ambito di quanto disposto dalla legge. Il Comune di Castel di Lucio, piccolo centro da poco più di 1000 abitanti nel Messinese, respinge la polemica sull'assegnazione di fondi per 147.000 euro gestiti, secondo le notizie degli ultimi giorni, dalle associazioni vicine al segretario di un deputato azzurro. Il nuovo capitolo dello scandalo sui fondi del turismo sembra essere una sorta di bolla di sapone, ma all'Ars non si ferma la polemica dopo il caso Auteri. Il governo propone lo stop ai contributi ed enti associazioni e l'assegnazione dei fondi soltanto a comuni e province o gestori pubblici, ad esempio dei parchi, ma anche questa idea non piace alle opposizioni. Lo scontro sarà di tono quando la deputata 5 Stelle Schillaci sottolinea come tagliare fuori le associazioni significherebbe mortificare il terzo settore e il ruolo che ha avuto in questi anni, terzo settore che si occupa ad esempio di sport per disabili e tanto altro. All'Ars sbarca così una doppia proposta: da una parte una norma antiparentopoli che vieterebbe l'assegnazione di fondi a parenti, deputati e membri del governo, dall'altra la proposta di mettere a bando anche i fondi per queste piccole attività direttamente promosse. In ballo c'è un tesoretto da 7,5 milioni diviso fra 3 assessorati che però vorrebbero gestirlo in maniera più rapida perché un bando significherebbe tempi troppo lunghi. Lo scontro è soltanto all'inizio.
Intanto vi ricordiamo l'appuntamento di oggi con il punto di Luca Ciliberti in diretta alle 14.30 su Telecolor, domani alle 14 su Antenna Sicilia invece, che accenderà i riflettori sul Movimento 5 Stelle siciliano alla vigilia del nuovo voto degli iscritti con immagini e testimonianze esclusive. Tra gli ospiti Giancarlo Cancellieri, ex vice ministro dei trasporti, Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Un bel vedere sulla ponte sullo stretto di Messina, il progetto che rende l'opera turistica con negozi, bar, punti panoramici. Oltre 10 milioni il costo per la realizzazione. Francesco Triolo. Bar, punti panoramici, negozi, il ponte sullo stretto di Messina non può essere e non sarà solo trasporto, ma una struttura sulla quale dovrà costruirsi un'intera offerta turistica e così tutti i traversi, ovvero le parti che uniscono le gambe del ponte, ce ne sono di 3 altezze diverse, verranno valorizzati turisticamente, come è stato spiegato dagli autori del progetto, l'architetto Maurizio Nasisi e l'ingegnere Giuseppe Palamara alla commissione ponte del comune. E allora ecco il belvedere a 375 metri su entrambe le torri, punti panoramici a 250 metri di altezza, 8 ascensori per arrivarci, snack bar, gift shop, un po' come salire sulla Torre Eiffel oppure sul Golden Gate Bridge. Diciamo che a questo punto il turista non verrà a Messina soltanto per ammirare il ponte dall'esterno, ma potrà usufruirne anche dall'interno. Cioè dobbiamo sfruttare la città da un punto di vista turistico. Quando noi parliamo di sfruttare dal punto di vista turistico non vuol dire accontentarci di 800.000, noi lo diremo in relazione, 800.000 croceristi l'anno. Come gruppo siamo sempre stati favorevoli dai tempi di mio padre alla sua realizzazione, perché investimenti di questa entità portano benefici così grandi da non potersi fermare a vedere i problemi che può creare in loco. I costi sono compresi nel finanziamento da 13 miliardi e mezzo del ponte, costerà oltre 10 milioni e mezzo di euro e potrà accogliere sino a 516.000 turisti l'anno per singola torre, con prezzi dei biglietti d'accesso che vanno dai 30 ai 50 euro. I costi e le spese potrebbero essere coperte in un anno con stime che sono a ribasso. E adesso giovani chef europei in competizione a Catania. Eva Spampinato. La regione della Catalogna in Spagna vince l'8ª edizione dell'European Young Chef Award. La Sicilia, recentemente insignita del titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025, ha ospitato all'Istituto Alberghiero Giovanni Falcone di Giarre il concorso che celebra la creatività, la sostenibilità e le tradizioni culinarie locali. We're so delighted to be in Sicily. It's been a wonderful collaboration. Una modalità diversa sicuramente di svolgere attività tecnico-pratica e che ha dato anche l'opportunità di poter approfondire la comunicazione tecnica specialistica in lingua straniera. Il concorso ha riunito i finalisti di 8 regioni europee della gastronomia: la Catalogna e Menorca per la Spagna, l'Egeo meridionale per la Grecia, la Slovenia, la Sicilia per l'Italia, Gozo per Malta, Saimaa in Finlandia e a Riga in Romania. L'obiettivo è quello di promuovere l'innovazione nella cucina tradizionale, mettere in luce le culture alimentari sostenibili e formare futuri chef ambasciatori delle regioni e dei loro prodotti locali. Per il 2025 la Regione Siciliana metterà a disposizione buone risorse finanziarie per cercare di dare un impulso alle cose belle della Sicilia, cioè sicuramente ai prodotti della gastronomia, ai prodotti di eccellenza siciliani, ma non solo. I piatti dei giovani chef sono stati valutati da una giuria internazionale di chef ed esperti, presieduta dalla chef Martina Caruso, una stella Michelin. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio e con il Catania che scende in campo questo pomeriggio contro la Cavese al Massimino. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, la Serie C con il Catania che questo pomeriggio scenderà in campo contro la Cavese al Massimino. Toscano recupera 4 giocatori, ma nell'11 titolare potrebbero essere soltanto 2. Le novità, obiettivo è quello di dare continuità. Francesco Triolo.
Il momento di dare concretezza al proprio cammino. Il Catania affronta la Cavese con due obiettivi: dimenticare l'eliminazione da detentore in Coppa Italia e dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime 2 gare di campionato. Da qui alla sosta devi cercare di fare più punti possibile, cercare di scalare più posizioni in classifica possibile. Questo è il nostro obiettivo. Poi alla fine partiamo da un presupposto dai punti fatti l'anno scorso, non dalla finale Coppa Italia. Detto dell'aspetto mentale su cui ha lavorato il tecnico, dovrà essere il campo a parlare. Per fortuna contro i campani Toscano potrà contare su 4 rientri in gruppo: Guglielmotti, Sturaro, De Rose e Gherardi, mentre Lunetta avrà ancora bisogno di qualche giorno di riposo. In porta, annunciato il tecnico, gioca Peters e non è un Catania al completo, ma questo è ben noto a tutti. Nell'11 titolare potrebbe esserci al massimo 2 novità rispetto a quello schierato ad Avellino. Se rientrerà Guglielmotti, Anastasio verrà confermato come braccetto difensivo con Raimo sulla fascia opposta a centrocampo. Nel caso in cui giocasse Gherardi nel terzetto arretrato, gli esterni centrocampo saranno Anastasio a sinistra ed uno tra Raimo e lo stesso Guglielmotti a destra. Attenzione alla Cavese: 3 vittorie nelle ultime 5 gare, ma anche 2 sconfitte consecutive in trasferta. I campani hanno alternato il 3-5-2 e il 4-3-3, anche se ultimamente preferiscono giocare a 3 dietro. Importante sarà soprattutto l'atteggiamento dei rossazzurri. Calcio ed inizia alle 17:30 e su Telecolor dalle 17 3 ore live con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Questo pomeriggio scenderà in campo anche il Trapani, che affronta l'Altamura al San Nicola di Bari, mentre invece sempre per la Serie C domani spareggio salvezza per il Messina a Torre del Greco contro la Turris. Sergio Colosi. Aspettando la prossima settimana il closing del fondo americano lussemburghese, per il Messina in campionato c'è la sfida salvezza contro la Turris. Le 2 squadre, rispettivamente quartultima e terzultima, divise da 2 punti ma con i campani penalizzati di 5, attraversano un periodo di crisi dentro e fuori dal campo. In settimana la Turris è uscita imbattuta dal recupero di Biella contro la Juve Next Gen, mentre il Messina ha continuato a lavorare sugli errori che nelle ultime 2 giornate hanno causato contro Altamura e Sorrento 2 delle 7 sconfitte totali. Per Modica doppia notizia positiva. La prima è che la nuova proprietà, in caso di acquisizione del pacchetto di maggioranza dell'ACR, avrebbe intenzione di confermarlo. La seconda è che per Torre del Greco il tecnico di Mazzara ha l'intero organico a disposizione, compreso Lia che ha scontato la squalifica. Probabile uno schieramento più coperto. Al San Nicola di Bari contro l'Altamura il Trapani cerca continuità per rilanciarsi nella prima parte della classifica, in attesa della prossima sfida contro la capolista Benevento. Aronica senza lo squalificato Benedetti, fiducia ancora a Sabatino nella difesa a 3. Lescano, capocannoniere del girone con 13 reti, pericolo numero 1 della difesa pugliese. In Serie B, vigilia di campionato per il Palermo, che domani pomeriggio alle 15 al Barbera affronterà lo Spezia. Alcuni dubbi di formazione per il tecnico Dionisi. Ci dice tutto Marco Gullà. Ruoli invertiti, quelli di Palermo e Spezia. Alla vigilia del campionato i rosanero erano stati etichettati come corazzata del torneo, mentre i liguri erano stati piazzati nella griglia di metà classifica. Ma è sempre il campo ad essere sovrano, e allora quando mancano 5 partite alla fine del girone d'andata, il Palermo si ritrova addirittura meno 12 punti proprio dallo Spezia, che è secondo. Domani al Barbera il Palermo ha l'occasione di accorciare, ma lo Spezia, spinto anche dagli ex Matteo e Soleri, non vuole perdere la scia positiva e rimanere agganciato al Sassuolo, che continua a vincere. Sarà una partita dalle tante insidie. Il Palermo ci arriva con la consapevolezza di essere ormai fuori dal radar delle grandi e di giocare ormai per un altro tipo di campionato. Dionisi ha alcuni dubbi. In avanti però dovrebbe continuare a tenere fuori Brunori. Il centravanti gioca poco ed è ormai la terza scelta in avanti. Dovrebbe toccare ad Henry, con Insigne Di Francesco sugli esterni. Dubbi anche a centrocampo. Ranocchia potrebbe essere confermato nel ruolo di playmaker, ma Verre e Gomez reclamano un posto dal primo minuto. Tutto per me passa dall'allenamento. Ovvio che poi la risposta è la partita, è quello che vedi tu, è quello che vedono tutti, è la partita, e giustamente poi ci giudicate per il risultato, per la partita e per il risultato soprattutto.
Per un allenatore vede i giocatori allenarsi. Tifosi sfiduciati, la squadra non vince e gioca male. La proprietà preferisce mantenere il silenzio. Sarà davvero la strategia giusta per uscire dalla crisi? E con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Vi ricordo il prossimo appuntamento alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.